Ah, ne hanno combinate tante che se lei ha tempo, o diciamo 2 mesi, 24 ore su 24, allora posso raccontargliele. Se lei non ha tempo, allora mi chieda cosa funziona in Italia e le dico subito niente. C'è anche lui da questa mattina al nuovo presidio del coordinamento 9 dicembre a Vittorio Veneto, Manlio Graziani, l'uomo che sulla sua vecchia punto bianca ha scritto la memoria di tutte le magagne dell'Italia, più che 10 comandamenti alla cronaca di molti sprechi e inchieste che hanno fatto male alla credibilità della politica. Guarda stasera, stasera ti aspettiamo. Ciao. Niente blocchi nemmeno in autostrada, qui a pochi passi dal casello di Vittorio Veneto Sud si fa volantinaggio. Ieri sera l'abbiamo allestito e questa mattina alle 8 abbiamo iniziato. Il nuovo presidio con disoccupati, artigiani e arrabbiati dopo le battaglie dei giorni scorsi a Conegliano. Io sono un artigiano, quindi Come va? è un momento duro per tutti. Stiamo ogni giorno arrancando sempre di più. Nessun preparativo per mercoledì, questi ragazzi hanno già scelto di non partecipare allo sciopero di Roma. Noi ci siamo dissociati da mercoledì, non vogliamo per il momento andare a rischiare di fare cose il passo più grande della gamba.